bella, fra. Mamma mia, è bellissima. E voglio! Ciao, benvenuto sul canale Sparallan, siamo qui oggi con un nuovo video e come vedete Simone Crispo al Cosa ne pensi di? Ciao ragazzi, innanzitutto Giovanni, sono emozionato, felice, sto tremando, non lo so, guarda, è una sensazione È strana. un mix di emozioni, Bravo, diciamo. bravo. Allora Simone, come sai il Cosa ne pensi di è un format che sto portando da diverse settimane su YouTube. Sta piacendo perché? Perché metto un po' di paper. Fondamentalmente ti faccio dei nomi all'inizio random e poi dopo mi sono preparato una lista di nomi miei calienti. Calienti? Vediamo. Mi devo preoccupare? Vediamo. Vai, ci sono. Prima di cominciare lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto chi vorreste come prossimo ospite. E perché proprio Mirko F? Signori, cominciamo. Cosa ne pensi di Ciro Barone? Oddio, Ciro Barone è quello che fa social napoletano, se non lo conoscete andatelo a vedere perché è un mostro. No, posso dire, è una persona di un umorismo fantastico, quindi lo stimo molto, non lo conosco, spero ci sarà occasione e niente, andatevi a vedere i suoi video perché sono super divertenti. Allora, secondo, cosa ne pensi di Fabiano Santa Croce? Allora, è un grande, l'ho conosciuto insieme ai Fuse nella GOT League, posso dire è un grande perché comunque è un calciatore di Serie A che si presta a fare questi tornei, questi eventi, è il modo in cui si presta che fa la differenza, ok? Mo' non c'è stato nessuno alla GOT League degli ex calciatori che, sai, se la sono tra virgolette creduta perché non ci sono stati, però Fabiano, devo dire, ha un'umiltà pari a, non so, a noi ragazzi, non so come spiegarti, cioè lui era proprio un ragazzo, era felice di guardare le altre partite, era felice di giocare e quindi posso solo dire che lo stimo tantissimo e che lo aspetto in un Crispo sfida forse. Cioè però lasciamo perdere, dai, spoiler. Poi vedrete. Cosa ne pensi di Miriam Landi? Allora, Miriam è una grande, lei fa anche lei TikTok, fa il nostro lavoro, diciamo. L'ho conosciuta al Marrakeddon al concerto e posso dire che è una ragazza super solare, super simpatica ed è come è sui social, diciamo, non ha un personaggio, lei è fatta proprio così. E per far capire lei chi è ti posso dire una cosa, se i ragazzi l'hanno capito. A Napoli we don't say, questo è il suo format, diciamo, quindi La conosciamo Miriam. un bacione. Allora, cosa ne pensi di Camilla Masato? Allora, penso che è una bellissima ragazza, forse una delle più belle, diciamo, più come piacciono a me che stanno sui social. Poi è un, se non erro, è un ex di Fratino, quindi non siamo levati. Diciamo, le fidanzate o le ex degli amici No, non si guardano. Degli amici non si guarda. Va bene. Ciao Andrea. Ma se non sbaglio è un ex, però non so se non si sa sui social, cose del genere. Quindi è cazzo pure che è però vai, ci siamo. E questo è il bello di Cosa ne pensi di? Cosa ne pensi di Emily Pallini? Allora, Emily l'ho conosciuta in Villa del Faust quando sono andato quest'estate. Posso dire che è simpaticissima. Cioè, è super simpatica, super solare. Mi ricordo benissimo quando la sera facevamo tipo un karaoke. Vabbè, là io e Fratino dammo un po' i numeri, comunque presi un po' dalla cosa. Comunque mi ricordo che facevamo un duetto. Io ti dirò le cose dette mai. Abbiamo fatto questo duetto insieme, quindi posso dire che è super simpatica e che se pensate male di lei per i social e tutto cambiate idea perché non è così, è super solare e super simpatica. Ok, facciamo l'ultimo nome random e poi passiamo Vai. alla mia lista. Mamma mia, non vedo l'ora già. Cateniamo l'inferno su YouTube Italia adesso. Sì. Se fai nomi giusti. Cosa ne pensi di Fene? Ma Fene e dei Seven Sins in generale. Allora, di Fene penso che, vabbè, a parte siamo molto amici, dato che giochiamo insieme nell'Atletico al bar. Comunque niente, penso che ha avuto una bella idea, quella di portare gli amici sul canale, soprattutto perché i Seven Sins sono, innanzitutto sono tutti amici prima di essere una squadra. E questo penso sia la cosa più bella che lui abbia fatto, ovvero rendere gli amici qualcosa su YouTube. Perché diciamo che Fene da solo comunque è un grandissimo personaggio, però deve ringraziare comunque alla crew che sarebbe i Seven Seas per quello che è e quello che sta diventando, che a me ovviamente fa solo strapiacere. Però in tutto questo io già gliel'ho detto, lui lo aspetto a Napoli perché i Seven Seas devono sfidare la Belsito, oppure i più forti di Napoli. Ci sta. Decidere lui e io la squadra la posso fare, quindi quando vuoi Matti io ci sono. Quindi ci aspettiamo questo contenuto. Sì, no, non aspettatelo, sicuro ci sarà entro fine anno. A posto. Allora, come ti avevo anticipato, adesso passiamo alla mia lista di nomi. Cominciamo subito con un cosa ne pensi di ZV Jackson? Tanto. Allora, no, ZV, vabbè, comunque è una brava persona. L'unica cosa è che comunque mi aspettavo un invito alla 100 tiri, devo essere sincero, anche perché il mio canale è tutto improntato sul giocare a calcio, quindi mi sento che posso partecipare a una competizione del genere e onestamente mi sento anche di poter fare bene. Quindi un po' me la sono presa, che non mi ha invitato al girone A, però vabbè, può essere anche che lui aveva tutto già, poi come è fatto lui che è super pignolo, può essere che aveva già tutte le persone
scritte del girone A. Può essere che mi pensa in questo girone B, non lo so ragazzi, andate nei suoi video a commentare, magari fai partecipare Crispo, non lo so, cose del genere. Però oltre a questo, dai, gli ho copiato un format, quindi ci si può dire niente. State 1-1. L'ho copiato e l'ho migliorato, cioè nel senso l'ho copiato, cioè è palese che l'ho copiato. Sto facendo la mia prima volta in terza categoria. Adesso è diventata seconda, quindi non lo sto copiando più, però comunque è diverso perché a differenza sua comunque gioco, cioè nel senso non è che gioco, sono al centro della squadra, capito? È diverso, comunque sono l'attaccante, segno, quindi sono due modi di vedere la partita completamente diversi, perché magari se vai a vedere, ma pure dello stesso Samuel, se vai a vedere i loro video tu vedi più la squadra, vedi più come si comporta la squadra, mentre a me ti aspetti che io segno, ti aspetti che io faccio bene e tutto il resto appresso. Comunque è il ruolo che fa la differenza in questi casi. Certo. Mi hai nominato la 100 tiri, quindi non posso che chiederti cosa ne pensi di Luca Campolunghi. Possiamo anche chiamarlo acerrimo nemico, chiaramente sul web. Sì. Allora, innanzitutto il mio acerrimo nemico È Samuel. che saluto e che, vabbè, come sapete, si è fatto male. Ti mandiamo un grosso in bocca al lupo. In bocca al lupo per di presta guarigione soprattutto. Ma tornando alla domanda, allora, Campolunghi gli invidio un po' i gol, ti dico la verità, che segna in tutti i modi. Lui ovviamente a livello di persona lo voglio un mondo di bene. Luca ormai ci conosciamo da quasi un anno più o meno, da quando ho iniziato a fare social, quindi come persona posso dire che è un pacioccone, cioè lui 1,90 m e tutto, però è super un pacioccone, anche cioè, lo notate con Alice, la ragazza e tutto. E invece in quanto riguarda in campo, non lo so, vado proprio in freva, cioè mi dà fastidio che lui segna in tutti i modi, tutti i modi, Gioa. È un attaccante incredibile, non sto dicendo che non può farlo, cioè non può farlo, che gli esce a culo, non sto dicendo questo, sto dicendo che lui ha questa capacità di segnare in tutti i modi che cerco di copiargliela sempre di più, perché poi tu da quando vedi che uno è più bravo di te in determinate cose, come lui può magari essere più bravo di me nel finalizzare, io cerco sempre, sai, di prendere spunto. Qualcosa, sì, di prendere qualcosa, invece di odiare e fare. Certo. Ok, allora, Luca Campolunghi è tanto amico di Luca Campolunghi ed è tuo amico nella squadra alla GOT League. Cosa ne pensi di Andrea Fratino? No, vabbè, Andrea è mio fratello, cioè, nel senso dico che al di fuori di quelli di Napoli, cioè dei ragazzi di Napoli che facciamo noi Napoli YouTube, sì, che ci vogliamo un mondo di bene e che possiamo anche definirci tra virgolette una famiglia, perché per il bene che ci vogliamo, per le collaborazioni che facciamo, io penso che Andrea al di fuori di YouTube Napoli appunto sia il mio tra virgolette migliore amico il mio migliore amico tra i colleghi, diciamo, sì, perché a parte abbiamo vissuto tante cose al di fuori dei social, perché comunque lui viene spesso qui a Napoli e quindi oltre a questo poi volevo dire che lui è una grandissima persona e che non è minimamente come si presenta tra virgolette sui social, perché magari sui social può essere un po' odiato Andrea, però se conosci bene la persona è una delle persone più buone al mondo, veramente. Ok, allora, cosa ne pensi di Lasagna? Passiamo all'universo femminile. Agnesina, allora Lasagna, onesto, no, è super simpatica, intelligente, è una ragazza che sa quello che vuole soprattutto. L'ho conosciuta facendo comunque la YouTuber League, penso come te, e niente, comunque abbiamo avuto modo di stringere un po' più rapporti grazie alla Nazionale Creator e ai vari eventi che abbiamo fatto insieme. E di lei penso che comunque, vabbè, è una bella ragazza, questo cioè, non sono io a dirlo, però penso tutti quanti, che è una ragazza intelligente, come ho detto, e mi sta molto simpatica. Molto. Simo, solo molto simpatica. Mi sta molto simpatica, poi magari in via confidenziale ti dico qualcos'altro. Va bene. Cosa ne pensi di Yasmin Barbieri? Yasmin Barbieri. Allora, vabbè, ho conosciuto anche lei quest'estate. Mamma quanto è bella, fra. Mamma mia, è bellissima. Lei penso sia a parte ciao Yasmin, sono complimenti questi, Lei penso sia la ragazza più bella che abbia mai visto social e non social, diciamo. Cioè, in generale, la bellezza, la particolarità, cioè, del suo mondo, non so come spiegarti, proprio è come la tipica ragazza che piace a me, esteticamente, diciamo. Caratterialmente ero conosciuta non troppo bene da comunque definirti il carattere, però mi sembrava super simpatica, super aperta, diciamo, a nuove amicizie. Mentre per quanto riguarda i contenuti cosa ne pensi? Dei sui social, che lei può fare quello che vuole, cioè lei può fare veramente quello che vuole, cioè non so come spiegarti. Ok. Farsi anche capelli arancioni, troppo bello. Va bene comunque. Sei bellissimo. Perfetto. Allora, cosa ne pensi di Blur? Allora, Blur vedo che reacta molto i miei video. Diciamo che i miei amici lo seguono tantissimo, quindi diciamo che io lo vedo con un occhio diverso magari da come lo vede mio cugino Andrea, che c'è un odio reciproco tra tutti e due. Poi onesto, tutte le volte che mi ha reactato, più di insultarmi del fatto che sono napoletano e che parlo male, più di quello non è andato oltre. Poi ti ho detto, io lo guardo con un occhio diverso perché io mi guardo le sue reaction con i miei amici, guardo le sue reaction ai miei video, quindi capito, mi fa ridere.
cioè mi fa tantissimo ridere, non so come spiegarti, poi è super bravo in quello che fa, però basta offendere mio cugino Mirko F, perché sennò vengo fino a Tenerife. No, sta in No, questa è una Portogallo. minaccia. Sta in Portogallo. Se no vengo fino in Portogallo e faccio 2 palleggianti a te. Quindi Crispo sfida Blur. Io quante volte gliel'ho fatta questa Proposta? Sì, ma pure in chat, mentre stream, la vedo più volte glielo scrivo. Ah, vero? Questa sfida. Ma non accetta secondo te perché? Perché abita lontano o perché non sa giocare? Che ha paura. Ah, ok. Ha paura di sfidarmi. Va bene, aspettiamo questo contenuto, qualora volessi Oh, farlo. sapete che dice di me lui tanto? Dice che tipo sembra che c'ho una mitraglietta puntata quando parlo. Tu? Nel senso che c'ho tutto scritto, capito? Che devo dire le cose che fanno gli altri, capito? Ah, come se ci avessi un copione, diciamo. Sì, è vero. Io adesso in questo video glielo confermo, è vero. Cosa ne pensi di Dalila? Torniamo di nuovo alle donne. Allora, Daila, vabbè, simpaticissima, ho avuto modo di conoscerla bene all'ultima GOT soprattutto, perché alla prima ci siamo conosciuti, ora ci siamo conosciuti bene. E vabbè, è una bella ragazza, molto particolare, devo dire, nel suo aspetto fisico. E niente, le voglio molto bene, anche perché, diciamo, siamo stati molto tempo insieme durante la GOT League, punto. Giovanni, andiamo avanti. Allora, Simo, penso che comunque ci hai detto tanto, penso che è un bel episodio. Troppo. Penso che è un bel episodio. Questo qua facciamo l'ultimo nome. Vai. Anzi, l'ultimo gruppo. Lo voglio... L'ultimo gruppo. Me la gioco così, diversamente rispetto al solito. Cosa ne pensi del Napoli YouTube? E attenzione, chi ti sta anche più antipatico del Napoli antipatico? YouTube? Un nome. Vai, dimmi in generale cosa ne pensi del Napoli YouTube. In generale voglio bene a tutti quanti e mi ritengo super fortunato ad essere nato in questo periodo storico di YouTube, che praticamente c'è una community molto forte, soprattutto noi di Napoli, a differenza di quelli magari del nord, ci aiutiamo molto di più perché qui siamo noi, siamo solo noi, mentre al nord, sai, sei uno dei tanti, qua siamo noi a fare queste cose, quindi mi ritengo fortunato ad essere nato in questo periodo, voglio un mondo di bene a tutti quanti, e forse la persona che mi sta più antipatica è... porca troia, fra. Non c'è nessuno che mi sta antipatico, nel senso non è antipatico, forse è meno simpatico, possiamo dire, ok? E che poi tra l'altro sono curioso, mo. Cazzo, avessi difficoltà. Oddio, forse quello che con cui c'ho meno rapporto. Facciamo così. Forse Dario. C'ho meno rapporto, diciamo, non che non lo voglio bene, ok? Mi sta antipatico, fra, perché. Vabbè, una domanda difficile, non mi si difficoltà. Sì, vabbè, ma non ci siamo antipatici, capito? Non c'è manco chi sta più simpatico. Cioè, ovviamente voglio più bene ai Fusion perché sono i miei cugini. Voglio molto più bene alle Guida perché è comunque uno dei miei migliori amici. Ma per il resto, bro, io voglio bene a tutti. Mi messi in difficoltà, se non a me, fra. Cosa ne pensi di... Lo dico io a te. Cosa ne pensi di Fuse Gamer? È un fratello. Diciamo che si sono invertiti i ruoli. È un fratello. Nell'ultimo anno, questo sono sincero, nell'ultimo anno abbiamo stretto molto più amicizia rispetto a quello che magari poteva essere prima. Posso dire una cosa? Sì. Un'amicizia sincera. Sì. Dall'esterno dico che è un'amicizia Almeno per quanto mi riguarda sì, cioè nel senso ormai scendiamo pure insieme, capito? No, per questo dico un'amicizia va oltre. Sì, infatti sì. Anche per questo vado in difficoltà a dire che odio tutti del Napoli. Ma perché noi ci vogliamo bene troppo. al di fuori, cioè noi ci vediamo spesso anche senza fare video, capito? Questa è la cosa vera. Quindi... Esatto, cioè ci sono delle giornate in cui ci vediamo e non facciamo video. Però dai, sono stato sincero pure io in questo qua. Poi magari arriverà un cosa ne pensi con me. Cioè li facciamo prima tutti quanti e poi magari l'ultimo sarò io. Potrebbe. Penso che abbiamo fatto un bel episodio, io sono molto felice di averlo fatto con te perché ti ripeto, le persone me l'avevano chiesto parecchie volte. Spero che ti sia divertito anche tu a dire queste cose. Sì, ti chiedo una cosa ragazzi, mi raccomando, fate tanti edit su TikTok sulla parte di Yasmin in modo che ci arriva. Signori! Esatto! E lasciate tanti mi piace e tanti commenti qui sotto. Continuate a seguire Simone e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!